E benvenuti a questa nuova puntata di Calcio e Mercato. Buon pomeriggio a tutti, ve lo dico anche perché molto contento di questo ospite che oggi ci onora della sua presenza, un pezzo di storia del Cosenza Calcio, di Crotone, è stato anche all'estero il team manager Eugenio Caligiuri. Benvenuto. Grazie a voi per l'invito e ben trovati. Beh, ovviamente la mia compagna di avventure e di viaggi, Vincenza Gallo. Benvenuta Vincenza. Ben trovato Pippo e ben trovati a tutti voi telespettatori. E come di consueto abbiamo la nostra compagnia immancabile per Calcio e Mercato, la nostra punta di diamante, Attilio Malena. Buongiorno, buon pomeriggio Attilio. Buon pomeriggio a voi, un saluto al direttore studio. Attilio Malena. Assolutamente. Salutoni, non ci vediamo da tempo. Sì. Sì, ma tra poco magari ci riabbracciamo. Bravo. E con questo, infatti ci sta tutto quanto, questo preambolo di Covid, perché la copertina purtroppo anche oggi la prende il Covid. Io tengo non una pochette ma una mascherina ed è voluto perché bisogna prendere tutte le precauzioni del caso. Qualcuno oggi ha fatto una conferenza, il direttore dell'OMS, il rappresentante dell'OMS in Italia Ricciardi, parlando di questa prima onda che assolutamente non è finita e quindi di stare un po' più avveduti e comunque di rispettare le regole. In Calabria, come tutti sapete, è obbligatorio portare la mascherina, in tutti gli esercizi commerciali viene misurata la temperatura, bisogna sanificare le mani, ma non è un vezzo. Purtroppo ancora combattiamo questa malattia subdola che è notizia di cronaca. Purtroppo nel calcio ha segnato 14 positivi in un club di Serie A, il Genoa, 8 sono giocatori, 6 sono dirigenti e questa cosa un po' ha dato il là anche alla preoccupazione perché la società della Cremonese in Lombardia, dove c'è la possibilità di avere 1000 spettatori, ha deciso di chiudere di nuovo gli stadi. La prossima gara si giocherà a porte chiuse a Cremona, non come aveva dato la possibilità di fare il presidente della regione Lombardia, perché come tutti sapete è delegato alle regioni questa decisione, si sta facendo un gran parlare. La conferenza delle regioni ha chiesto al Ministero della Salute di applicare il 25% della capienza degli stadi per poter accedere alle gare e tutto questo è in discussione. Praticamente si parla dall'8 al 15 di ottobre, se ne riparlerà più avanti sperando che questa cosa si calmi. Ci tuffiamo subito nel pallone perché comunque nel pallone non ci vogliamo andare perché parliamo di calcio e soprattutto parliamo di calcio e mercato con il nostro buon Attilio Malena che se le spara subito. Vai Attilio. Sì, diamo 2 indiscrezioni. Oggi è la giornata del passaggio di Augustus Cargbo dal Crotone nuovamente in prestito alla Reggiana. È stato l'eroe della promozione in Serie B della Reggiana, per cui il Crotone ha deciso di acconsentire nuovamente per farlo crescere ulteriormente a un prestito. Il passaggio formale è che Cargbo rinnoverà il suo contratto con il Crotone per poi essere girato di fatti in prestito alla formazione di Alvini. Siamo allo scambio di documenti. Ne abbiamo parlato ieri in serata dalle colonne del calciocalabrese.it. Il Cosenza ha mosso passi in avanti importanti per la corsia destra su Vignali, che è l'obiettivo numero 1, non è di fatti una news nuova. L'aggiornamento dovuto è che lo Spezia ha comunicato all'entourage del calciatore che non rientra più nel progetto, per cui il calciatore è libero di accasarsi altrove. Ora il Cosenza può andare a scacco, indipendentemente poi da quello che succederà anche in Serie C, dove il Catanzaro è scatenato, ha preso Desiderio Garufo dalla Reggina e in arrivo anche eventualmente un altro attaccante importante dopo l'arrivo appunto di Curiale dal Catania, e testa a testa tra l'ex Cosenza Perez, valutato anche evacuo, che si è reso protagonista di una sfuriata ai danni del presidente del Trapani, anche perché è una situazione in divenire che potrebbe poi ripercuotersi anche sul mercato di Serie B. Assolutamente, come di consueto voi telespettatori potete interagire, trovate qui o qui, adesso non ricordo dove l'avete messo, il numero, scherzi a parte, di WhatsApp dove potete interagire con noi, sotto apparirà ciò che ci scriverete e cercheremo di rispondere, vero Vincenza, per quanto possibile alle vostre richieste. E se me lo permetti Pippo, proprio su Vai. questo, Attilio, abbiamo qualche novità, ci chiedono i nostri
telespettatori sul finlandese Tim Varainen. Chiedo scusa per la pronuncia, ma... No, per il momento non ho aggiornamenti, è un nome che è stato fatto in diretta lunedì proprio su Teleuropa dal direttore Danilo Pagni, però non ci sarebbero nuovi sviluppi, anche perché il Cosenza starebbe valutando diversi nomi, non solo europei ma anche e soprattutto legati al campionato di Serie B. Ripeto, per l'attaccante serviranno soprattutto gli ultimi giorni, servirà a capire la decisione definitiva nei confronti di Litteri. Siamo in tema europeo. E qui abbiamo, non a caso, non è voluto, non è stata casuale l'ospitata del direttore Caligiuri, perché team manager del Cosenza Calcio ai tempi di Mutti, che ha sfiorato la Serie A, ma lo ricordiamo anche saltellare al gol di Marulla, ormai è rimasto un pezzo di storia, a Pescara contro la Salernitana, uno di quelli che saltellava era proprio lui, che sembrava un grillo, team manager del Crotone in Serie A e soprattutto team manager dell'Eupen in Belgio, Serie A belga, dove è andato a giocare, e, se tutti ricordate, Embalo. Beh, io adesso una domanda ce l'ho per te di calciomercato. Io ho sentito dire che c'è un certo Milicevic che a fine contratto, secondo te può fare, a caso al Cosenza si potrebbe agganciare? Guardi, io non entro nelle dinamiche di quello che possono fare le società, perché sicuramente il Cosenza ha un valido direttore sportivo che avrà un suo programma e delle sue idee. Mi fai il nome di un calciatore che portammo, mi ricordo noi, allora in Serie B, poi vincemmo il campionato, poi si è consolidato in Serie A, ha giocato con lo Charleroi, ma questo ragazzo, mi ricordo, lo prendemmo dal Locarno, calcio svizzero, lui è di nazionalità bosniaca, ma c'ha anche il passaporto italiano, e lì si affermò, dove poi giocò con il Gente addirittura la Champions League, dove fece addirittura anche 4 gol in Champions. È un giocatore fortissimo, ha 34 anni, è un giocatore che proprio 20 giorni fa ci siamo sentiti, perché sono rimasti insieme al capitano del Lugano, Maric, un altro giocatore validissimo. Lui mi ha detto che era sotto contratto fino al 30 di giugno all'Eupen. Adesso non ha rinnovato, è tornato così, ha chiesto di allenarsi da tempo con il Lugano, lo sta svolgendo questa, anche se il Lugano penso che da qui a poco lo metterà come tesserato, però io dico sempre questo, ho detto già a un altro collega e amico direttore sportivo, so che si sono sentiti col suo procuratore, questo sarebbe un giocatore che è svincolato, può fare sia all'esterno, ma nasce poi anche come mezzala sia a sinistra che a destra, perché usa benissimo i due piedi, è molto tecnico, non è un grosso fisico perché è 1,72, ma sono quei giocatori di qualità, gente che ha giocato in Champions League. Mi diceva, anzi, aggiungo una cosa, ha giocato anche in Francia insieme a Rivière, anzi lui a volte giocava, Rivière era in panchina, però me ne ha parlato benissimo, ecco, i fatti che parla bene, oggi troviamo Rivière in Serie A col Crotone. Quindi ritengo che sono quei calciatori che magari se uno poi non conosce fa fatica a portarli. Ma io sono sicuro che invece Trinchera avrà già un suo programma, anche perché i giorni sono limitati, e andrà su quello che ha già programmato da mesi. C'è questo filo diretto con il Belgio perché, come tutti sapete, anche Canutè ha lasciato anzitempo il Cosenza ed è scappato anche... Ma cosa c'è in Belgio? Anche viceversa, c'è il Miele, guardi, visto che Embalo è andato lì. Le posso solo dirti una cosa, Pippo. Il calcio belga è proprio per questi giocatori senegalesi. Canutè, quando lo vedevo giocare al Cosenza, ci mancherebbe altro, è un buon giocatore, anche in Italia avrebbe fatto la sua bella figura. Ma in Belgio gioca adesso col Cercle Bruges, non la prima, non è proprio il Bruges, ma sempre, la seconda squadra sì, ma sempre Serie A, un club ormai anche affermato in Serie A. Ecco, di livello per paragonarlo al calcio nostro italiano sarebbe la Fiorentina o qualcosa di meno come seconda fascia, come club. Però lui, so che me ne hanno parlato
sono anzi super contenti, perché è il giocatore che si affermerà con quel sistema di gioco fisico che c'è in Belgio. Poi lui, se vi ben ricordate, a quel lancio lungo, dove in Belgio queste cose sono grande dote per un giocatore. Un altro tipo di calcio. E secondo te Embalo potrebbe ripensare? Cioè, sto scherzando. Guarda, io ti dico una cosa proprio su Embalo, Sì. ma detta dal mio calciatore Milicevic, no, che ho avuto, quindi è rimasta come faccio con tutti del resto. È una buona amicizia, a volte ci sentiamo per scambiarci anche salute e idee. Mi diceva che lui ha giocato lì a Eupen con Embalo. Embolo è arrivato, dici, però non si è ambientato, sta soffrendo, solo che ha un buon contratto economico, ecco, quello è stato quello che ha catturato, conoscendo poi io Peppa Accardi, allora quando mi chiese a me, guarda che mi ha chiamato l'Eupen perché mi sta chiedendo di Embolo, io ho dato garanzia perché lì ormai la società è fatta sia da dirigente sia belga che addirittura anche sono degli anche se non sbaglio Emirati Arabi, non sudafricani, Emirati Arabi. Quindi lui è lì con un bel contratto, però mi diceva Mili che non è contento perché l'allenatore lo fa giocare poco. Allora interroghiamo subito Attilio. Senti, si parla di questo calciatore del Cosenza che dovrebbe venire all'estero, che i tuoi radar hanno colto qualcosa, che ne so, magari forse Embolo. Scherzo, ovviamente, Attilio. No, si parla di molte cose, ma in realtà la stretta attualità porta sicuramente a valutazioni fatte a 360 gradi in Europa da proposte di intermediari, però poi la stretta attualità, come dicevamo anche qualche giorno fa, porta a nomi affermati anche nel campionato di Serie B. Lo stesso esempio di Vignali ne è palesemente la testimonianza. Gli obiettivi per il centrocampo che portano a Vitale, che portano al nome di Petrucci, fanno capire che senza dubbio la suggestione estera è una ciliegina sulla torta, ma oggi al Cosenza manca, dal mio punto di vista, anche molta sostanza, mancano quelle 3-4 pedine in grado di essere delle certezze per Roberto Chiuzzi, non che eventuali pedine dall'estero non lo siano, però la necessità del Cosenza, anche dal mio punto di vista, e capendo anche come si sta muovendo la società del presidente Guarasci in queste ore, lascia presagire, almeno per il momento, alla priorità che va ai calciatori che hanno fatto comunque bene in questi anni in Serie B. Vincenza. Attilio, Alessandra, come ti piace? Come preferisci, Pippo, con te nessun problema. Attilio, sta girando negli ultimi minuti, dato che stiamo parlando di potenziali fenomeni calcistici che in questo caso il DS Trinchera potrebbe pescare all'ultimo del mercato, gira voce del capitano belga, difensore centrale Zacharias, classe 2002, 18 anni quindi circa. Abbiamo qualche novità? È realmente ufficializzato, quindi è un nuovo calciatore del Cosenza Calcio, o per il momento parliamo solo di un interesse? No, stiamo parlando comunque di un difensore abbastanza di prospettiva, di un velocista, se non vado errato e vado a memoria. Si tratta comunque di un profilo molto molto giovane. Riscontri immediati francamente non ce ne sono, però sicuramente indagheremo e tra qualche minuto proveremo a capire di più. Grazie. Assolutamente. Allora, intanto si è giocata la seconda giornata di Serie A, purtroppo il Crotone aveva avanti il Milan dalle 1000 preoccupazioni dopo la positività di Ibrahimovic, e Cigarini un po' ha detto la sua: dateci tempo, così come Stroppa a fine gara ha detto un po' il tempo ci vuole, ringraziamo che arriva la sosta, però i nuovi ovviamente se li aspettavano tutti quanti in campo, non è possibile, come dire, integrare i nuovi acquisti e ci vuole il tempo che ci vuole. Ci sentiamo prima Cigarini e dopo ce n'ho per il nostro team Caligiuri. Quello che voglio sottolineare è la crescita che abbiamo avuto nel giro di una settimana. Questo penso che è quello su cui dobbiamo lavorare noi durante la settimana. Sì, ma tutti i giorni sono importanti, è normale che avere una sosta imminente penso che a noi possa solo
solo giovare, perché come ho detto prima siamo tanti nuovi, abbiamo il mister ha tante idee, non è facile per l'allenatore, non è facile per lo staff, non è facile per noi giocatori, tanti vengono comunque da campionati esteri o comunque di Serie B, quindi la Serie A è un po' diversa, però penso che col passare dei giorni, con l'unità di idee e di intenti, possiamo veramente fare un buonissimo percorso. Assolutamente, allora un buonissimo percorso, Cigarini diceva Tim, mi piace chiamarti Tim perché per quanti anni ci siamo frequentati, voglio dire, per me il direttore Caligiro è sempre stato Tim. Il Crotone ovviamente è in ambasce perché 2 sconfitte di fila fanno male. Ma intanto partiamo con un concetto diverso di ragionamento, cioè affrontare un campionato di Serie A è veramente il massimo, quindi nel massimo campionato si hanno le difficoltà massime. Crotone è una squadra che è salita lo scorso anno, ha dimostrato di meritare tutta la vittoria come lo ha fatto sul campo. Beh, adesso sta cominciando a pagare un po' di nuovo la parte iniziale, però questo è un fatto che non deve fare stare tranquilli, perché aver giocato già col Genova e con il Milan in casa, e domenica abbiamo, se non sbaglio, va a Sassuolo, poi c'è la sosta, poi c'è la Juventus, sono sempre partite in Serie A. Intanto come ti rigiri c'è sempre l'avversario difficile, anche in Serie B, però la Serie A ha più conoscenze e quindi noi sappiamo la difficoltà di un club, quale può dare di più o può dare di meno. Io ritengo che il Crotone ancora è sul mercato, conosco bene quella società, so anche la bravura del presidente insieme ad Ursino, si stanno guardando intorno per cercare di colmare qualcosa dove c'è bisogno. Sono sicuro che in questa settimana faranno mercato sicuro. Sponte diretta, Attilio, invece Crotone ha preso Edoardo, ha preso Ruga, ha preso Zamora, Dragus, insomma questi giocatori prima o poi dovranno pure aggregarsi nella squadra. Leggi preoccupazione fra le parole di Stroppa nel dopogara? No, preoccupazione no, però è chiaro che qualcosa in più ci si attende da parte del Crotone. Davanti c'era il Milan, ma non si è visto alcun passo avanti secondo me rispetto alla sfida contro il Genoa. Per 90 minuti il Crotone ha semplicemente controllato il pallone cercando di imporsi dalla difesa del Milan, ma in realtà di veri e propri grattacapi per Donnarumma non ce ne sono stati in tutto l'arco dei 90 minuti, anche cambiando eventualmente qualche pedina. Io credo che a centrocampo in questo momento il Crotone abbia qualche problema di troppo, un reparto troppo statico, Edoardo non si è ancora calato perfettamente nel ruolo, forse meglio davanti alla difesa che da mezzala appare troppo lento, troppo statico, così come Zanellato, per cui il Crotone in questo momento sul mercato è alla ricerca delle classiche ciliegine sulla torta che possono farti fare il salto di qualità, e non a caso sta provando a capire la fattibilità di un eventuale doppio colpo da Lecce che porta Jacopo Petriccione per il centrocampo e a Filippo Falco alle spalle eventualmente della punta Juan Cosini. Sarebbero quel tipo di calciatori che al Crotone in questo momento mancano. È un reparto, quello di centrocampo, che risente inevitabilmente dell'assenza di Ahmad Benali, di quel pizzico di qualità nell'ultimo passaggio, però c'è da dire che su Falco c'è anche il Parma, su Petriccione sta attendendo buone nuove anche lo stesso Cagliari. Per intenderci, Petriccione è l'alternativa di lusso a Raja Nainggolan, ma il Crotone ci sta provando concretamente per effettuare il doppio colpo da Lecce. I due calciatori tramite i propri entourage hanno fatto sapere ai salentini che i calciatori avrebbero voglia di sposare un nuovo progetto in Serie A, quindi vedremo cosa accadrà. Mentre ritornando al Cosenza, attendendo risposte su Zacarias, difensore classe 2002, 17enne dell'Anderlecht, è arrivato il sì definitivo di Brian Vera, per cui nelle prossime ore Brian Vera sarà in città e diventerà un nuovo difensore del Cosenza, un acquisto importante che andrà sicuramente a rinforzare la difesa di Roberto Chiuzzi. Ne avevamo parlato, c'era già da tempo l'accordo tra il Cosenza e Lecce, ora in questi minuti è arrivato il sì del calciatore, per cui Brian Vera potrebbe essere ufficializzato anche a stretto giro di posta.
Assolutamente, lo scoop ce l'abbiamo ogni trasmissione, Attilio, lo diamo sempre in anticipo rispetto a tutti quanti gli altri, questa è la televisione. Questo è tennis, scusateci un po', siamo orgogliosi del lavoro che facciamo. E allora dovrebbe arrivare Vignali, come diceva prima Attilio, si sta lavorando. Per te ce n'ho Alessandra, oggi sei Alessandra. È bello Pippo perché vedi, parlavamo di Zacarias, adesso è arrivato Vera, quindi effettivamente la bellezza poi del calciomercato e delle trasmissioni che facciamo è proprio questa, no? Che le notizie arrivano una dopo l'altra. Attilio, io avrei una domanda sia per te che per il direttore, una considerazione da parte dei nostri telespettatori. Parlano di questo calciomercato come una sorta di lotteria, intesa come un qualcosa che ha di fatto bisogno dei soldi, quindi di una certa liquidità che ad oggi sembrerebbe mancare in Casa Cosenza, ma per certi versi anche nelle altre squadre calabresi. Parliamo ad esempio del Crotone, come tu stesso hai detto Attilio, per quanto riguarda l'attacco ancora oggettivamente manca l'uomo chiave. Direttore, che cosa pensi del mercato che sta portando avanti il DS Trinchera, se dovessi dargli qualche consiglio, e dove tu andresti a pescare i giocatori soprattutto come centrocampo e centroavanti? Sicuramente non ho da dare consigli a Trinchera perché so che è un ragazzo che sa il fatto suo, e anche però da considerare, questo lo voglio dire, io sono anche un tifoso del Cosenza, quindi anche ai tifosi del Cosenza, di tranquillizzarli. Vi posso solo garantire che quest'anno è un calciomercato un po' differente da tutti gli anni. Le società, non è solo il Cosenza ad agire così, come si suol dire, sottofondo, per poi cercare, ecco, di pescare un qualcosa con le casse, che non è una storia solo per Cosenza, ma è a livello proprio nazionale. Basta vedere quest'anno anche in Serie A le operazioni che sono state ridotte. Il Cosenza poi non è che è abituato, io voglio precisarla questa cosa qua, non è da dire il Cosenza ci ha abituato. Lo dobbiamo fermare, esatto, perché se no ci cacciano la linea, qua arrivano segnali di fumo, c'è la pubblicità. Ce lo racconti per 2 Noi parliamo minuti. fra poco, continua il tuo discorso, fra poco non cambiate canale. Su questa cosa che sta... Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. E allora rientriamo in studio, noi non stiamo mai fermi, perché se mi vedete armeggiare con il telefonino è perché evidentemente sta arrivando qualche notizia e noi siamo sempre pronti a raccoglierla e a darvela subito di prima mano. E allora, Caligiuri, Tim, innanzitutto ti devo portare i saluti di Sergio Chiatto, lo ricordi? Mitico Sergio Chiatto, Boca Junior, uno dei come dire, fondatori del calcio giovanile, uno di quelli che ha raccolto campioncini e li ha allevati per poi darli alle squadre cosentine. Sono passati lui veramente tanti giocatori, così come la mister Andrea Spinelli. Ma mi dai l'opportunità di salutare sia lui che anche a un'altra persona del calcio giovanile, dei Maddis Adiberto, che hanno poi fatto quella fusione Boca Junior e River Plate, dove facevo parte io allora anche da ragazzino, diciamo. L'altra sera abbiamo festeggiato proprio un rientro, abbiamo festeggiato 50 anni di storia, e devo dire che è sempre bello rivederle perché sono persone vere di un calcio giovanile di una volta. Calcio giovanile che a Cosenza noi stiamo un po', premiamo, ci teniamo che questa caldera finalmente venga fuori, insomma Cosenza ha bisogno di una caldera di Io, se mi permette, volevo completare in un attimo quello che è nell'introduzione, perché sennò poi è rimasta questa parola a metà del Presidente. Vai, tranquillo. Io vedo tutti gli anni il Presidente, ma il Presidente è così, come se i tifosi fossero... Io dico ai tifosi, sicuramente ogni Presidente ha un modo, come ogni allenatore, come ogni addetto ai lavori, di interpretare il proprio ruolo. Il Presidente nostro ha un ruolo che penso che lo ha dimostrato. Negli anni si sta dimostrando ecco, oggi il Presidente, ma non è solo a Cosenza, io
ho possibilità di avere dei rapporti con direttori, mi dicono tutte uguali. Oggi i presidenti sono diventati giustamente, in un calcio, in una nazione dove la crisi è sempre dietro l'angolo, diventati imprenditori di calcio. Se Guarasch, poi qualcuno gli si accusa, non è un tifoso, non è un amatore, ma a momenti il Cosenza ha bisogno di una guida. Abbiamo l'imprenditore, ecco, usiamo a vederlo su quest'ottica, l'imprenditore Guarascio che cerca con i suoi sforzi, il suo modo di fare calcio, di dare sempre, va anche riconosciuto che ha portato la squadra in Serie B, va anche riconosciuto che molti dicono ma la fortuna ci abbandonerà. Questo vabbè, ma il calcio è un gioco e come tutti i giochi un pizzico di fortuna non fa male. Non guasta mai. Quindi per me diamogli il tempo e non attacchiamo subito, perché attaccare subito significherebbe portare in tensione già un gruppo di ragazzi nuovi dove magari nello spogliatoio vanno ad accusare questa tensione. Ecco, aspettiamo Sposo prima le di tue fare, parole, in pieno, assolutamente. prima di fare processi. Assolutamente. Allora, prima di passare ad Alessandra, scusami Diletta, ho sbagliato. Ecco, questa Alessandra ho visto già due Gli volte. sta bene, no? Ma se si chiama Vincenza, la Oggi signorina Vincenza, chiamiamo la Vincenza. ci no? giochiamo con questo nome, C'è il ma io sono Totonome in distratto, mi giro. dimentico facilmente. E tra le altre cose, Attilio, io volevo venire a te, perché per chiudere il discorso attaccante a Crotone, gli manca uno come Rivier, che si è fatto male, dobbiamo anche dire, io l'ho visto nella prima partita, mi è piaciuto tantissimo Riviere, è uno di quelli che tira sulla squadra, perché è uno che proprio, come si dice, se la sente, si tira sulla squadra per il suo modo di giocare e gli manca, è ovvio. Chiudendo la squadra, la quadra, giusto per rimanere in tema, il Cosenza giocherà domani in Coppa Italia. Giocherà con l'Alessandria che, giusto per fare qualche nome, no? L'ex Blondè, Arrighini, ci è arrivato Corazza dalla Regina e giusto ieri ha chiuso con i nomi slavi, non è che ci sono tanto bravo, con Stjepovic che dovrebbe giocare domani. Dammi conferma Attilio. Sì, dovrebbe giocare domani, giusto per inciso, io credo che poi alla fine a sensazione il Crotone un'ulteriore prima punta la prenderà, perché con l'addio di Cargbo poi rimarrebbe con Rivier, che con tutto il rispetto però non fornisce garanzie fisiche di poter sopperire all'intera stagione, rimarrebbe con Sini e rimarrebbe con il giovane Draguš, un nome tanto per intenderci che piace e non poco al Crotone è quello di Di Carmine. Sull'impegno del Cosenza in Coppa Italia non sarà un impegno semplice, perché l'Alessandria più che mai quest'anno ha allestito una formazione almeno sulla carta in grado di poter fare il salto di categoria, quindi assolutamente un avversario da non sottovalutare, però credo che Roberto Chiuzzi di questo non ne abbia assolutamente bisogno, da sempre attento ai particolari, lo farà anche nel match contro l'Alessandria. Spazio a Vincenza prima di sentire Chiuzzi. Allora abbiamo una marea di domande, quindi Sì. io te le leggo una per una, magari prendendo le più importanti. Direttore, stiamo parlando di questa società e del nostro patron Guarascio e quindi anche del DS Trinchera. Ti chiedono, ritieni che oggi ci sia a Cosenza una società fredda oppure manca quel famoso appeal cui il nostro il DS Trinchera ha portato avanti, insomma ha citato più volte? Che cosa manca a questo Cosenza, se manca qualcosa? Dico che a questo Cosenza dall'esterno è difficile poter dire cosa manca. Io faccio un giudizio appunto da addetto ai lavori, per giunta in uno spogliatoio, in una società dove ho vissuto 18 anni da responsabile del settore giovanile alla prima squadra. Quindi quella famosa intervista che fece, ahimè, il bravo Trinchera, forse non dico che si è voluto esprimere male, io un po' non sono riuscito a incontrarlo, a parlare poi da allora perché ho avuto da fare anche io come lui, ma non lo prendiamo adesso come non ha una certità d'appeal, perché io quando vado a lavorare in qualsiasi società, come sono andato a Crotone o in Belgio, la prima cosa che faccio è studiarmi nel club che vado a lavorare, perché ci mancherebbe altro di non portare rispetto a chi mi ha preceduto.
Lui ha usato quella forma in un momento, ecco, di quelle parole che dicevo prima, della tensione. Forse era più giusto che lui doveva dire, non è una giustificazione, non faccio neanche l'avvocato difensore di Trinchera, ma forse, ecco, no, non dico che non è un esperto, quel giorno poteva benissimo dire: ragazzi, noi ci muoviamo con il budget che giustamente questa società in modo imprenditoriale vuole portare avanti e io mi muovo in tal senso, ma non vi preoccupate perché poi alla fine questa squadra darà quei risultati tutti che ci dobbiamo aspettare, che poi sul campo sono in un modo sofferente, ma sono arrivate. Oggi sono sicuro che Trinchera più sta un altro anno in più a Cosenza e meglio conosce la piazza. Non dimentichiamo che i Ranzani e tanti hanno prima studiato bene la piazza e poi negli ultimi anni non facevo un errore, ma mi è capitato anche a me, anche se ero di Cosenza, inizialmente ho fatto i miei errori, ma poi riuscendo a capire il tifoso, riuscendo a capire le dinamiche delle mie società di allora, cercavamo di farlo apparire nel modo migliore. Ma è questo il bello, quindi poi un continuo divenire tra società e pubblico, come è giusto che sia. Pippo, posso fare una domanda ad Attilio perché me la stanno lanciando più volte? Attilio, a centrocampo, sempre in casa Cosenza, abbiamo qualche novità ultima dell'ultimo minuto? Torna ancora il nome di Avenatti, ne abbiamo più o meno già fatto accenno. Vabbè, Avenatti sarebbe comunque una prima punta, non so poi quanto effettivamente possa essere un nome gradito, per il momento su questo non abbiamo riscontri. Sul centrocampo i nomi che piacciono al Cosenza sono molti, quello di Gennaro Acampora è un nome che piace e non da adesso, anche se per Gennaro Acampora in questo momento lo Spezia, a differenza di Vignali, non avrebbe aperto del tutto. Piace il nome moltissimo di Petrucci dell'Ascoli e piace anche il nome di Vitale per il centrocampo. Tra questi tre credo che si capisca e si intuisca che tipo di centrocampista sta cercando il Cosenza, ovvero un centrocampista di categoria che conosca i pregi e difetti di questo pazzo campionato e che comunque possa dare anche quella componente di carisma al reparto che probabilmente chiede Roberto Chiuzzi. Ma sicuramente i tre nomi che abbiamo fatto, Acampora, Petrucci e Vitale, sono tre nomi sul taccuino del direttore sportivo Stefano Trinchera. Bene, e allora si gioca la Coppa Italia. Sono impegnate 3 squadre calabresi, il Cosenza giocherà in casa con l'Alessandria, il Catanzaro andrà a Chievo Verona e giocherà purtroppo dopo la prima partita sconfitta per 2-1 a Potenza, mentre la Regina affronterà in casa il Teramo. Intanto da calciomercato arriva anche un Bocchetti a Pescara, Pescara che sta facendo come dire, un supermarket, sta acquistando di tutto e di più. Dopo ci aggiornerà anche il buon Attilio. Noi ci sentiamo subito mister Chiuzzi, che gli facciamo gli auguri perché ieri era a Coverciano per il corso di UEFA Pro e ce lo sentiamo subito dopo la partita, quando gli è stato chiesto un po', ti sei girato, hai aspettato un po' per fare i cambi in panchina, che senza Rivière è come dire Casasola, insomma qualcosa è cambiato, sentite cosa ci ha risposto. I cambi vengono fatti quando ritengo opportuno, poi è normale, chi sta fuori li valuta. Sono bravo quando faccio un cambio e vinco la partita, sono meno bravo quando non si vince la partita, perché i cambi non vengono fatti nel momento giusto. Quindi che devo dire, i cambi li faccio quando li devo fare ed è giusto che chi vede da fuori mi può chiedere questo e me lo può imputare. Se li ho fatti in quel momento perché ritenevo opportuno farli in quel momento. Sono contento di aver visto un Cosenza con la stessa anima, con un'anima, un solo pensiero. È normale, dobbiamo migliorare tante cose, ci dobbiamo lavorare. Chi arriverà in questo mercato ci darà una grossa mano. Adesso pensiamo già alla Coppa Italia, così andremo a valutare altre situazioni. E allora dicevamo, il Cosenza affronterà l'Alessandria, questo è quello che ci dice praticamente molto ma molto diplomaticamente, sembra quasi un po' arrabbiato perché alla fine della gara si è sentito col presidente, insomma domani c'è questa a mio avviso corazzata di Serie C dell'Alessandria, sabato ci sta
un'altra corazzata, la SPAL, che ha fatto, insomma, ha avuto problemi a prendersi il punto col Monza, un'altra corazzata del campionato, e non puoi andarti a presentare con 8/11 di formazione, che a mio avviso andrebbe quantomeno rivista. Attilio, prima che passiamo ai tuoi saluti, ci chiudi un po' il tutto e ci fai anche il punto sulla Serie C. Allora, ricapitoliamo brevemente. In arrivo il sì di Brian Vera per il Cosenza, che dovrebbe essere quindi a questo punto una nuova pedina per la difesa, premesso che l'accordo tra il Cosenza e il Lecce era stato già trovato nelle settimane scorse. Il Cosenza è su Zacarias, difensore classe 2002, molto promettente per il futuro, che però andrebbe ad aggregarsi poi anche nel pacchetto arretrato di Roberto Chiuzzi. Per quanto riguarda il Crotone, Augustus Cagbo sarà un giocatore della Reggiana, prima rinnoverà il suo contratto con il Crotone che sta tentando il doppio colpo Petriccione-Falco dal Lecce. Su Falco c'è anche il Parma, su Petriccione c'è anche il Cagliari, che lo attende come alternativa eventualmente anche a Raja Nainggolan. Per quanto riguarda il mercato di Serie C, il Catanzaro, capitolo attaccante, Perez ed Evacuo, più Perez che Evacuo. Oggi, dopo l'arrivo di Curiale e di Garufo, che sono stati già ufficializzati, hanno firmato i loro contratti che li legheranno al Catanzaro, che comunque continua ad allestire una squadra assolutamente molto molto competitiva. Sulle altre formazioni di Serie C, partiamo dalla Vibonese, la Vibonese che cerca un attaccante, però senza particolare fretta, anche aspettando le ultime occasioni. Piace molto il profilo di Plescia, con cui c'è un duello in corso anche per quanto riguarda il Piacenza. Dall'altra parte un ex vibonese, Bubash, che era svincolato, sempre più Virtus Francavilla per l'attaccante, che era stato valutato anche dal Catanzaro in questa sessione di calciomercato. Per cui è un mercato che si accende per tutte le calabresi. Un breve inciso sulla Reggina: si attende l'ufficialità di Vasic per l'attacco, non c'è nessun tipo di problema, è arrivata quella per Cionek. Ora, cosa può accadere sul mercato della Reggina? Può accadere che la Reggina attenda l'ufficialità anche per Mario Scitum. È una trattativa pressoché definita per l'ex esterno, ex Spezia, nell'ultima stagione ha già salutato i compagni del Kayserispor in Turchia, ma il mercato della Reggina non si chiuderà qui. Occhio alle sorprese, perché la Reggina è sempre anche su Marcucci per il centrocampo. Io ti ringrazio e ti saluto, alla prossima Grazie puntata. a voi, un saluto a tutti. Ciao Attilio. Ciao, Grazie ad Attilio Malena. Nel frattempo possiamo collegarci con Rocco Calandruccio. Ci sei, Rocco? Arriva, c'è il tempo, dategli il tempo alla regia di collegarsi. E che diamine, ragazzi. E allora, prima di passarti la parola, Vincenza, volevo sentire un attimino il nostro team, perché Occhiuzzi adesso è stato affiancato anche, c'è un buon team. C'ha Ivan Moschella, che tu conosci molto bene perché lo hai conosciuto a Crotone, c'ha Carnevale, c'ha Tortelli, ha avuto un bel team, però, come dire, a parte il corso, volevi dire tu anche che c'era qualcun altro che ti interessava, che stava facendo il corso, insomma, Caligiù. No, anzi, va detto, perché ormai si è stabilizzato anche a vivere a Cosenza, e poi anche so che fa piacere ai tifosi del Cosenza, un po' sono come due fratelli che sono cresciuti, hanno giocato anche assieme. Parlo di Parisi, che sta facendo anche il corso insieme al nostro bravo Roberto. Gli devo riconoscere a Parisi, perché da fonte, non da voce di Parisi, ma da fonte della Roma, sono veramente contento, tant'è vero che quest'anno Aniello sta allenando un po' la categoria più in alto. Ma tutti da te sono usciti, cioè tutti tu li hai avuti questi giocatori del Cosenza. Se vogliamo dire la verità, Occhiuzzo lo porto io a Cosenza ai tempi che giocava a Cetrale, cioè quando era quel Parisi era con te. Parisi era con me come giocatore. Vogliamo dire la De Angelis, De Rosa, tutti allenatori. Cannevale giocava quando io ho fatto quello per 1 anno e mezzo, perché poi sono passato in prima squadra. Lo portai io proprio con il gruppo Coscarella, allora, che rappresentava il Cosenza, lo portai nei giovanili. C'è intanto Rocco, che salutiamo. Benvenuto Rocco in trasmissione. Ci sei? Sì. Sì, buon pomeriggio a te, Pippo, a Vincenzo e a tutti i tuoi ospiti. Ciao, benissimo, scusami, Rocco. ti ho interrotto, ho interrotto il No, niente, dicevo, Carnevale fa parte pure di quel settore giovanile. Assolutamente. Per tornare solo proprio un flash sulla partita di domani. Per carità, io mi sono sentito... dovrai dire la tua. No, io mi sono sentito verso mezzogiorno, perché
se aveva bisogno di qualcosa, perché ho condiviso con lui un anno importante con una grande salvezza con Gregucci alla Salernitana di Aliberte. Io quell'anno andai, eravamo penultimi e ci siamo salvati una domenica prima. Chiedevo appunto, lui mi ha detto: Eugenio, domani vengo nella tana dei lupi. Dico: guarda, in questo momento forse più lupi per il concetto vostro che avete avuto più tempo, siete più voi. Noi siamo dei lupi che comunque pronti a sbranare, ma non è questa la partita che il Cosenza dovrà dire è andata bene o non è andata bene. Assolutamente. Anzi, servirà, a mio avviso, e il bravo Roberto lo farà. Sicuramente. Ci sono dei ragazzi importanti da conoscere, certo. Il ragazzo della Primavera che meriterebbe già qualche minutaggio in più, e queste sono le partite che si permettono proprio ai giovani di dare quel significato per vedere se possono dare continuità poi nella rosa. Sicuramente c'è Gregucci col dedo avvelenato, perché l'ultima di campionato a Salerno gli è stato fatto quel tiro mancino. Guardate, lui ritrova pure qui una persona che allora faceva l'addetto stampa con me, ed è la signora per carità, Carlo, per carità, sì, la conosciamo. Con me allora era a Salerno. Professionisti, no, ma facciamo la battuta, se no qua ci mettiamo a dormire. Poi Angelo è un ragazzo... Assolutamente, assolutamente, merita tanto. Lui nell'orbita, ovviamente è sempre stato nell'orbita della Lazio, di Lotito, però assolutamente. Lui gli piace allenare e si è distaccato. Alessandria che punta, lo dobbiamo dire, a un campionato importante, ha preso tanti giocatori, fra questi l'ex Cosenza e Regina Blondè. Eccolo come si presenta. Arriva, Sicuramente questa è una squadra importante, una squadra costruita per fare bene, e noi dovremmo impegnarci e mettere il cuore ogni giorno, lavorare duro ogni giorno per far sì che queste aspettative, questa volontà che da parte di tutti di provare a fare qualcosa di importante abbia un risultato finale ottimo. Quindi ci metteremo tutto l'impegno e la voglia giorno dopo giorno. E allora io adesso passo la palla alla nostra Diletta. Vincenza. Scusate la modestia, ma gli dà anche dei punti. Vince, dobbiamo dare merito al merito. Qua sei stato veramente troppo buono, lì è troppo veramente. Ma no, Ti dai, ringrazio. perché, per carità, Ti ringrazio. sei bravissima. E allora, a te la palla, te la passo proprio. Grazie. E io cerco di insaccarla alla mia sinistra, dove c'è il direttore ancora. Direttore, ti saluta l'avvocato Antonello Aprile. E ti pone una domanda: qual è secondo te la differenza tra la politica giovanile dei club in Belgio e quelli italiani? La differenza è enorme per due motivi. Lì hanno un concetto molto diverso dall'Italia, almeno quelle 7, 8, 10 squadre che veramente rappresentano il calcio belga curano molto bene il settore giovanile, in modo particolare l'Anderlecht, lo Stantelier, il Ghent e altre società come anche l'Open, che ha fatto anche adesso un'accademia. Loro, ecco, io sono stato, continuo ad avere rapporti con l'Anderlecht e vi posso garantire che loro prendono l'atleta, ecco la differenza lì, che loro prendono l'atleta a 13 anni, hanno un altro metodo, loro prendono i ragazzi a 12-13 anni e fanno i passaggi portandolo in modo graduale ad arrivare a quel campionato più importante che sarebbe l'Under 16, ma lì arrivano già che sono coordinati, sanno come devono stare in campo. Poi se non sono tecnici come quelli italiani, e non lo sono, loro dove trovano la forza di essere più forti, così virgolettati? Nell'aspetto fisico, li costruiscono proprio, uso una parola che non è questa, ma il laboratorio, perché hanno bisogno della palestra, hanno bisogno di quella, ma hanno tutto, quindi loro ci credono. Noi in Italia, e chiudo subito, crediamo, e ci sono anche società importanti in Italia che fanno il settore giovanile, ma ci scherziamo soltanto a volte, perché a volte pensiamo di farlo perché abbiamo i diritti con la Lega di doverlo fare. Ce l'hanno con te, ci stanno sfumando il segnale. Rocco, non ti muovere perché c'è la pubblicità, non cambiate canale perché abbiamo ancora tante cose da dirvi e da farvi vedere, non cambiate canale.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, rientriamo in studio, gli ultimi aggiornamenti, vediamo, mi faccio pure un selfie, no? E allora, volevo un po' fare il punto della situazione adesso con Rocco, perché il buon Caligiuri, non volendo, ha detto una cosa fondamentale. Nel Belgio, Rocco, ci sei? Sì, è caduta, sta cadendo la connessione. Rocco, ci sei? Mi senti? Rocco, mi senti? Sì, adesso allora, sì, perfetto. Abbiamo aperto questo capitolo del settore giovanile, ma soprattutto delle strutture. In Belgio abbiamo sentito, ci sono strutture per giovani, vecchi, anziani, bambini, donne, per tutti quanti. Qua abbiamo avuto il presidente Gallo che invece ha visto bene, è stato a riprendere subito il Sant'Agata, o no? Rocco, è per te. Frizzato, si è gelato. E allora vai Vincenza. Allora io ho una news, perché anche a me arrivano nel frattempo le ultimissime ed effettivamente sai Pippo, ti confermo che il Cosenza è sulle tracce di questa giovane promessa del calcio belga. Zacarias. Vabbè. Quindi ne prendiamo atto. Questi rumors li approfondiremo man mano. Chissà che non arrivi qualche scoop nel corso assolutamente, noi siamo puntata, qui col telefonino sempre collegato, se c'è la novità sapete chi chiamare, come chiamare, noi siamo qua in diretta. E colgo l'occasione, ti faccio una domanda Pippo, perché da parte dei nostri telespettatori, una domanda Pippo Gatto, come funzionerà la Coppa Italia domani? Se si pareggia che cosa succede e se si andrà ai supplementari, raccontaci un po'. Domani funziona che chi vince passa il turno, chi pareggia è favorito, chi gioca in casa ovviamente è il Cosenza. Partita secca e non ci sono, se non sbaglio, non ci sono supplementari, però di questo ne sono quasi sicuro, è così. E a Caligiuri ovviamente volevo dire, c'è un giudizio tuo sul Cosenza mi pare ovvio da fare, anche perché domani molto probabilmente vedremo all'opera quello che si dice, cioè il portiere Fontana, vedremo Sacco, giocatori che giocheranno al Tiritiello, giocatori che dal primo minuto, nel frattempo stiamo provando a ricollegarci. Intanto il portiere Falcone. Oggi hai questi... No, io cambio sempre i nomi. Vabbè, cosa c'è da dire? Il Cosenza domenica ha fatto la sua prima apparizione. Quest'anno è tutto strano, anche come dicevamo prima il mercato lo è anche sotto il profilo delle preparazioni, quindi una volta magari di questi periodi le squadre erano come dire, più imballate, come si diceva una volta, e poi dice verso dicembre le cose vanno meglio. Quest'anno non ci sono state le preparazioni, Cosenza ha avuto così come se una sosta di campionato prolungata di 2 settimane, è ritornato di nuovo ad allenarsi con le solite problematiche del Covid. A mio avviso è riuscito domenica a cominciare questa nuova avventura, anche Roberto Ciuzzi, che io gli auguro di cuore, insieme al suo staff, di portarla sicuramente a termine come si sono prefissi. Però devo ammettere una cosa, già domenica in quella partita, ma Roberto forse ecco quella cosa che hai mandato tu nel finale di quell'intervista, per quanto era un ragazzo tranquillo, un po' mi ha fatto scattare anche a me un pensiero così, da come sto sempre vicino agli allenatori da anni, forse era un po' turbato perché sa benissimo che avere la squadra completa magari da qui alla chiusura del calciomercato, di mezzo 2 partite come adesso l'Alessandria e poi addirittura la SPAL, a chi allenatore non piacerebbe avere già una squadra completa? Ti devo fermare, me lo dici dopo perché siamo riusciti a metterci in contatto con Rocco Calandruccio, nel frattempo sottolinea Sergio Chiatto che sentiamo via chat e ci dice in Belgio funziona come facevamo noi 50 anni fa, alla fine. Rocco a Reggio alla fine si è preso il Sant'Agata per fare un progetto importante sulla Caldera, giusto? Assolutamente sì, è un discorso diciamo già avviato tanti anni fa dal presidente Foti, dall'ex presidente, e devo dire che in questi ultimi 30 anni la Regina ha sfornato tanti giocatori, ha dato tantissimo al calcio italiano e adesso con la gestione Gallo si riparte da zero, con l'arrivo anche di un dirigente esperto come Tempestilli, e speriamo che anche questa proprietà
riesca a sfornare tanti giovani come ha fatto la gestione precedente targata Foti. È fondamentale, la Regina è stata al sud la prima in assoluto a puntare su questo tipo, sui giovani, sulle strutture, facendo un certo tipo di lavoro che poi negli anni l'ha fatta crescere fino a portarla poi alla Serie A, dove c'è rimasta per 9 anni. È fondamentale, il settore giovanile è tutto, ma le strutture sono tutto, perché noi, i nostri ragazzi rispetto al resto d'Europa stanno poco con la palla tra i piedi, proprio perché mancano le strutture, ed è chiaro che un ragazzo tedesco, francese, spagnolo che ha la possibilità, la fortuna di potersi allenare, di potersi formare in strutture di un certo livello, è normale che poi arriva pronto e ha un percorso molto più fluido, regolare rispetto ai nostri ragazzi. Quindi la Regina in quegli anni ha aperto molte strade, tra queste anche il Catania ha fatto poi un centro sportivo a Torre del Grifo su esempio della Regina, quindi ti fa capire che le strutture, se si vuole puntare a certi livelli, sono fondamentali. Assolutamente, prima so che hai degli impegni, prima che comunque ancora ci teniamo il collegamento, prima che, come dire, cambiamo argomento, la Regina si sta preparando per la gara di domani col Teramo. Secondo te ovviamente giocheranno, Toscano giocherà, che ritorna in panchina, che era squalificato, giocherà con le seconde linee. Sì, ma non troppo, perché secondo me, proprio perché si è giocato poco nel precampionato, penso che qualcosina, qualche titolo in più ci sarà. Tra i convocati ce ne è arrivato Cionek, quindi non si esclude magari un suo possibile impiego. Non ci sarà De Rossi, è squalificato, non ci sarà Bertoncini, non ci sarà Rivas ancora, e mi sembra, se non erro, adesso non ricordo chi l'altro assente, comunque sono questi in linea di massima gli assenti per domani, però per tutto il resto, diciamo, penso, non mi aspetto un 11 titolare totalmente stravolto rispetto a quello visto a Salerno, che comunque, come abbiamo visto, è stata una Regina, sicuramente qualcosina c'è ancora da sistemare, però nel complesso ha fatto un'ottima impressione e ha dato delle ottime indicazioni per il proseguo di questa stagione. Assolutamente, io volevo sentire Caligiuri, prima però ti voglio fare sentire un tuo amico, perché tu conosci sia lui che ci stiamo per sentire, che Mister Toscano, li conosci molto bene, ti ricordi la spalla di Toscano, e quante ne abbiamo viste di Mister Toscano, e Mister Napoli che ha parlato a fine gara, ce lo sentiamo prima e dopo mi parli della Regina, che conosci molto bene, vero Tim? Non avevamo tantissime notizie sulla Salernitana, sappiamo che degli ultimi innesti e degli ultimi acquisti che aveva fatto non sapevamo se sarebbero scesi fin da subito in campo o meno, però venire a giocare a Salerno sappiamo che è sempre molto complicato e difficile. Comunque la Salernitana dispone di una buona squadra e di ottimi giocatori, quindi sapevamo che non era per noi una partita facile. Possiamo e dobbiamo fare sicuramente meglio, però queste prime partite di campionato sappiamo che sono un po' complicate per tutti, perché veniamo da una lunga pausa di inattività, quindi ritrovare la condizione. Poi tra l'altro durante la preparazione noi, come tante altre squadre, non è che siamo stati in grado di poter fare delle amichevoli da rodare bene i meccanismi della squadra, quindi sapevamo e sappiamo che avremmo avuto delle difficoltà, così come credo che le stiano incontrando tutti in queste prime giornate di campionato, però sappiamo allo stesso tempo che dobbiamo migliorare, dobbiamo crescere e possiamo farlo sicuramente. Beh, io direi alla regia, se ci mettete un pannello fra Caligiuri e Diletta, perché me la sta distraendo e alla fine non riusciamo ad andare avanti. Tim, la regina, dai, ha fatto un gran lavoro. Ma guardi, la Regina, giustamente come diceva il tuo collega da Reggio Calabria, gli faccio i complimenti perché ha fatto un passaggio importante sulla Regina, perché questa è la Regina attuale, no? Non dimentichiamo mai, anche se poi gli errori arrivano come chi non li fa dopo tanti anni di gestione, vediamo anche Spinelli che abbandona. Allora Foti io ho avuto il piacere. Avevo nel Reggio una persona che per me, non lo dico perché è un amico, ma lo merita,
avevano allora il capo scout che era Franco Gagliardi, no? Grande mister. Che ha portato giocatori importantissimi alla Regina. Tutto ciò che è passato come prima squadra era sottoposto a un lavoro lui per tutto il mondo. Quindi diamo atto alla Regina che su quel lavoro è stata la prima società, e glielo dobbiamo riconoscere, non solo dopo il Catanzaro degli anni, a toccare la Serie A, a rimanerci, a fare dei campionati anche importanti e a fare questo centro sportivo. Su questa cosa mi sarei aspettato Catanzaro e anche Cosenza, dove allora io lavoravo per il Cosenza, sollecitare anche allora al Cosenza. Io ci avevo tentato con da Serra in avanti, ma c'erano delle difficoltà. Cosa che invece ho notato una volontà a Crotone. Quando sono stato a Crotone ci siamo salvati con Nicola, subito col presidente Gianni Vrenna abbiamo capito che non era una squadra di Serie A che poteva arrivare fino a Steccato di Cutro per allenarsi su un campo anche non idoneo per già non idoneo per la B, immaginate per la... lui l'ha presa a volo e vi posso garantire che in 2 mesi non è che abbia fatto un centro sportivo, però ha creato un centro per allenarsi con ristorazione, dove i ragazzi vanno la mattina. Al Cosenza forse mancano adesso dove poterlo fare, ma se parlavo prima di imprenditore, come il presidente lo è, forse ecco, dopo questo calciomercato... C'è da investire sul settore giovanile. Può anche pensare lui, o sta già pensando a creare un qualcosa. Assolutamente sì, Diletta, per te. Ormai stai spopolando sui social. Siete voi troppo carini, grazie davvero. Allora, direttore, io vado avanti con una serie di domande che ti fanno sempre i tifosi. Ti chiedevano, per quanto riguarda il modus operandi che sta avendo e che ha avuto finora Roberto Chiuzzi, cosa hai da dire a riguardo? Si parla di un Cosenza che pare abbia ritrovato un'anima e quindi un gioco di squadra. Confermi? Ma sicuramente Roberto non arriva lì per caso. Roberto è da anni già nel Cosenza, si è sempre affiancato agli allenatori, non ultimo la grande cavalcata con Braglia, quindi Braglia l'ha detto anche pubblicamente in televisione che per lui era un collaboratore eccezionale. Poi quella parentesi di Pellon è stata breve, ahimè, forse per fortuna anche del Cosenza, ma non perché Pellon non sia bravo, non si era calato, ecco, in quell'entusiasmo. Ecco, Roberto ha fatto un mini torneo di 10 partite, dove io che non sono dentro in quel gruppo e per l'esperienza che ha, lui ha fatto una grande cosa. Intanto far capire da buon cosentino anche lui e dai colori che ha indossato, che quella era una maglia da onorare e ci è riuscito. Poi bravi giocatori che lo hanno seguito e lo hanno anche aiutato, perché nessun allenatore vince una Champions se non è aiutato dai calciatori. Quindi per me, ecco, questo concludo dicendo questo. Con Roberto alla tifoseria gli applausi del mese di agosto, adesso dobbiamo avere più pazienza, dobbiamo lasciarlo lavorare, perché ahimè io ho brutti ricordi quando mettemmo alla guida della prima squadra Gigi De Rose, allora, perché era un beniamino anche della tifoseria, bei ricordi da giocatore, proprio con la Regina, guarda caso, proprio con la Regina, avendo fatto una partita di vittoria, qualche pareggio, una sconfitta, non si è vinto con la Regina e poi lì la società in modo frettoloso, forse aveva fatto un'idea diversa, lo esonerò, che poi fu costretto a chiamarlo alle ultime partite per salvarci. Quindi ragazzi, ai tifosi dico, avete un allenatore finalmente che ha dentro il sangue da cosentino, lasciamolo lavorare, non facciamo subito i processi, perché io qui seduto è facile commentare e processare a tutti, ma vi posso garantire che quando si copre un ruolo, e maggiormente quello dell'allenatore, non è facile. Diletta, Rocco Calandruccio me lo stai trascurando, neanche la domanda, me lo sta lì, il Rocco buono. Rocco, hai ragione. No, non ti preoccupare, va benissimo. Già è bello essere qua con voi a ascoltarvi, va benissimo. Ma guarda, sai, in realtà circa 2 minuti fa è arrivato un messaggio per te dai nostri telespettatori. In Casa Regina si parla di qualche nuovo acquisto per quanto riguarda i centravanti. Se hai qualche novità e quali sono i nomi caldi?
Allora, al momento in attacco si attende soltanto l'ufficialità di Nikola Vasic, questo svedese di origini bosniache che è atteso in città, di cui nessuno conosce, quindi è una scommessa nonostante i suoi 29 anni. A centrocampo è molto vicino Marcucci, Scuola Roma, classe 99, che quest'anno ha giocato in Lega Pro con l'Imolese, e quindi è importante comunque prendere a titolo definitivo un ragazzo del 99 di proprietà, per poi magari sperare di valorizzarlo. E poi sembra fatta per l'esterno sinistro croato Sidum, che in Italia ha giocato con lo Spezia e nell'ultima stagione ha giocato in Turchia, esterno sinistro offensivo, e quindi questi due l'avevamo anche riportato ieri su Calcio Calabrese, ma non solo noi, l'hanno riportato principalmente anche altre testate. Questi due sembrano vicini alla regina e più l'attaccante svedese, mentre ieri è stato ufficializzato l'arrivo dell'esperto difensore Tiago Cionek. Quest'oggi e nella serata di ieri è stata ufficializzata la cessione di Sunas al Perugia, e questo nel primo pomeriggio, nella tarda mattinata precisamente, è stata ufficializzata la cessione di Garufo al Catanzaro in prestito. Intanto preparati, perché chiudiamo la scaletta degli RVM, c'è l'ultimo RVM da mandare per oggi, che è quello del tecnico della Vibonese, giustamente, che dice: scusate, tutti ci avete dato già retrocessi alla prima giornata e noi siamo andati a vincere fuori casa a Cava. Galfano. Io voglio dedicare questa vittoria al Presidente per due motivi. Prima, per avermi dato questa possibilità e dimostrazione della stima che ha nei miei confronti, e poi perché credo che il Presidente Caffo insieme al segretario Mancini sono stati non criticati, proprio attaccati in modo brutale, perché credo che la critica costruttiva fa bene. Poi invece ci sono state delle critiche proprio senza nessun motivo. Caffo credo che da 10 anni che fa calcio a Vibo, ha sempre la Vibonese è un modello, quindi è normale che in una situazione dove è rimasto solo ci voleva un po' di tempo per... credo che le risposte siano queste, no? A noi ci davano già per retrocessi, quindi invece la dimostrazione è che questa squadra ha lavorato con grande serenità. Noi sicuramente non siamo dei fenomeni, una cosa è certa, che con il lavoro, col gruppo che stiamo creando, con la società che abbiamo, possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni. Rocco, che notizie hai? Il buon Galfano giustamente dice: oh, fateci giocare prima. Rocco, a te. Rocco è caduto. E allora, Tim... No, vi sento. C'è, vai, tranquillo. No, il mister ha pienamente ragione. Io posso capire la piazza, perché quando fai una rivoluzione c'è sempre un po' di preoccupazione, no? Soprattutto quando per tanti anni hai avuto gli stessi dirigenti, quindi il cambiamento spaventa un po'. Io penso che il presidente Caffo debba essere ringraziato per quello che ha fatto a Vibo in questi anni. Come ha detto mister Galfano, la Vibonese è una delle mosche bianche in una categoria martoriata come la Lega Pro, quindi ci vuole fiducia, ci vuole sostegno nei confronti di questa società, di questa squadra di ragazzi che comunque rappresentano il futuro di questa Vibonese. Andare a vincere subito alla prima giornata in un campo difficile contro un avversario difficile come la Cavese dimostra che ci sono delle qualità, ci sono dei valori. E poi io voglio sottolineare, perché l'ho scritto anche per Calcio Calabrese ieri pomeriggio, la prestazione, ma soprattutto l'importanza di avere un uomo, in questo caso tra i pali, come Mengoni, dal 10° anno a Vibo, e si conferma un elemento fondamentale sia in termini di esperienza, in termini tecnici, per questa Vibonese piena di giovani e che ha elementi come Mengoni e non solo, come anche Redolfi, che aiutano questi ragazzi a poter crescere. Io ce l'ho una per Caligiuri, adesso parliamo di Cosenza ovviamente. Io non ti chiedo pronostici, però domani dimmi tu qualcosa. Sì. Giustamente te hai fatto la domanda al tuo collega da Reggio: cosa farà la regina col Teramo, si schiererà la formazione?
Io penso che anche il Cosenza è su questa stessa lunghezza del pensiero dell'amico di Reggio Calabria, perché non avendo fatto un ritiro, non avendo svolto partite amichevoli, la Coppa Italia può essere presa come partita amichevole. E purtroppo, io ti do subito la palla, dobbiamo chiudere. Il tuo aforismo ce l'hai. Assolutamente, veloce, certo che ce l'ho. Ci sfumano. Certo che ce l'ho. Allora, te lo do subito. Alcuni credono che il calcio sia questione di vita o di morte. Io credo sia molto, molto di più. Grazie per averci seguito. Grazie a Vincenza Gallo, sempre puntuale e precisa. Grazie soprattutto a mister Caligiuri. Potevo fare un messaggio veloce, velocissimo, ma per che incoraggiamento. Poco fa abbiamo parlato di settore giovanile della Regina. A Cosenza devo dare atto a questo responsabile Mezzina, che ha delle idee chiare. Ha riconfermato l'allenatore della Primavera, ex mio calciatore, Ferraro, e ha messo dove si inizia la scuola di una società professionistica un ex calciatore bravo come Nicola Belmonte. Bravo, bravissimo, ci voleva questa. Ringrazio Rocco Calandruccio, Attilio Malena per la collaborazione che ci state dando a questo programma, grazie, e a voi tutti vi do appuntamento per domani. Io non ci sarò, però domani avrete una grossa sorpresa. A domani, stesso orario, stesso programma, come sa anche la mamma. Ciao!